Allora, siamo sempre con la dottoressa Calbussera. Dottoressa, abbiamo visto quindi il rifugio nel cibo è una cosa pericolosa per la salute principalmente, in generale comunque non compensa, non aiuta, sì dà una soddisfazione momentanea, verissimo, come il dolce dopo cena, no? Ci consola un po' fa anche bene, insomma il classico Certo. cioccolatino, no? Ci viene tolto, dobbiamo un po' concedersi delle cose, però attenzione quando diventa patologico. Allora, come si fa a capire quando nella persona giovane, perché qui stiamo parlando di casi giovani che poi possono diventare anche adulti, quindi la cosa si può protrarre nel tempo, diventa problematica, patologica, quindi rivolgersi a quale esperto o equipe di esperti? Questa è l'altra questione problematica. Sì, questa è la domanda fondamentale, direi la più importante. Allora, premetto che per affrontare un disturbo alimentare occorre un sapere specifico. Non è sufficiente avere una formazione a tutto tondo sulla psiche, ma è importante, come dire, avere una preparazione, formazione specifica. Poi questo tipo di disagi hanno bisogno, per essere trattati, di un gruppo, di una comunità, perché proprio per come sono strutturati è fondamentale la presa in carico anche di tutto il sistema simbolico che c'è attorno, quindi la famiglia, i genitori, a volte il marito, a volte la moglie, a volte i fratelli. Quindi il coinvolgimento nella terapia, diciamo, sì, di tutto il blocco familiare. Noi come curanti abbiamo assolutamente bisogno dell'alleanza dei genitori sicuramente, soprattutto quando si tratta di giovani pazienti, e del marito, della moglie, del partner, perché altrimenti è molto difficile riuscire a scardinare alcune resistenze che sono piuttosto impegnative di questa patologia. È una patologia importante, la cosa fondamentale per cui io vengo volentieri nelle trasmissioni o per cui ho scritto questo libro di cui parlavamo prima, la cosa che mi preme dire è che si può guarire dall'anoressia, dalla bulimia, dal binge eating, tante forme di obesità, quasi tutte sono delle forme di bulimia mascherata. Okay? Quindi sono dei disturbi alimentari e si può guarire scegliendo la strada giusta con un'equipe specializzata. L'apparato che viene utilizzato è l'equipe multidisciplinare integrata. Il nostro approccio è analiticamente orientato, abbiamo un approccio psicanalitico, però quindi non cognitivo-comportamentale. Non cognitivo-comportamentale. Allora ci tengo qui a precisare una cosa importante. Quello che va curata è l'anima del soggetto, non tanto il suo rapporto con il cibo. Ovviamente nel frattempo occorre intervenire anche sul piano nutrizionale, soprattutto se ci sono dei rischi per la salute. Noi abbiamo un bravissimo nutrizionista piuttosto che un internista, eccetera, eccetera. Però la cosa fondamentale da curare è il soggetto, la soggettività. Si tratta di persone che hanno dei traumi alle spalle, che si portano e che producono questo tipo di disagi. Quindi è fondamentale la specializzazione, si può guarire, bisogna che sia coinvolto il sistema familiare. E ci deve essere la volontà del soggetto di guarire. Ecco, questo è un punto dolente perché, ahimè, un po' come nelle tossicodipendenze e nelle dipendenze in generale, in questo tipo di disagi a volte il soggetto è, come si chiama in termini tecnici, il sintomo è egosintonico. Cosa vuol dire? Anche questa mattina parlavo con una madre che mi diceva: dottoressa, mio figlio sta bene così, cioè sembra uno scheletro che cammina, ma lui dice che non è mai stato così bene come in questo periodo della sua vita. Noi chiamiamo questa fase la luna di miele con il sintomo, cioè la fase in cui il soggetto trova nel sintomo un punto di appoggio. Il fatto che viene denominato come quel sintomo ha un nome, un punto di appoggio, una via di uscita al suo disagio, no? È come se avesse trovato un salvagente a cui aggrapparsi, e che finalmente è una forma di autocura il sintomo anoressico bulimico. Il soggetto ha un dolore fondamentale, forte, importante, si aggrappa a questo problema con il cibo che finalmente lo fa sentire bene.
è come, si chiama proprio la luna di miele, si chiama in termini tecnici così, proprio perché il soggetto finalmente si sente bene. E purtroppo questa luna di miele può durare anche anni. Quindi lì non c'è la volontà di uscire. Lì non c'è la volontà di uscire, anzi difendono questi ragazzi di solito strenuamente la loro posizione, il loro sintomo. Il problema è che di anoressia si muore. Mi dispiace dirlo questo, però a volte ce lo dimentichiamo, è la seconda causa di morte fra gli adolescenti tra i 14 e i 22 anni dopo gli incidenti stradali. Sono ammalati in Italia di anoressia e bulimia 3 milioni di persone, scusatemi. Quindi è davvero un disagio che ha assunto una forma epidemica, diffusissimo. Una ragazza su 10 oggi soffre di un disturbo alimentare. Quindi è un numero pazzesco. Voglio chiedere alla regia se mi rimette in onda il messaggio di prima, perché mia figlia di 13 anni ha difficoltà a mangiare, nel senso che non ne sente il bisogno. Cosa devo vedere per capire che ha un problema alimentare? Non è assolutamente grassa, scrive Anna. Beh, direi che bisogna capire come mai ha difficoltà a mangiare. La prima cosa che farei è di sentire il medico per scongiurare o escludere eventuali problematiche di ordine gastroenterico, per esempio. Potrebbe avere una gastrite, un problema allo stomaco di qualsiasi genere. Molto probabilmente non sarà così, ma si parte sempre dal mettere in sicurezza il corpo, naturalmente. Molto probabilmente, dicevo, non sarà così, e allora lì occorrerebbe parlare con questa ragazzina e cercare di capire che cosa gli chiude la bocca dello stomaco e gli impedisce di essere serena nell'alimentarsi in questa fase, tra l'altro, della crescita così delicata. È fondamentale che si nutra in maniera completa. Corretta. Infatti io proprio pensavo a questo, perché le chiedo, se una ragazza 12 anni, 9 anni, adesso addirittura 13, quello che è nella fase dello sviluppo, e a un certo punto si priva di alimenti fondamentali per la crescita anche cerebrale, perché a un certo punto anche il cervello ha bisogno di essere nutrito nel modo appropriato, muscolo-scheletrico e quant'altro. Certo. Questo può compromettere anche poi con il passare del tempo lo sviluppo della persona. Sappiamo come funziona anche la tiroide, sappiamo la serotonina, come deve essere attivata, insomma mancano tante sostanze che magari anche un banale esame del sangue non emergono, al di là del ferro, che so io, e questo potrebbe compromettere lo sviluppo poi dell'adulto futuro, perché sei stato denutrito, cioè ti sei denutrito nell'età fondamentale in cui invece l'alimentazione doveva accrescerti, o non è così? Allora, per fortuna il nostro corpo ha delle risorse, io vedo delle cose veramente fenomenali, e il corpo non smette mai di stupirmi, il corpo anche delle persone che vediamo in terapia, e quindi ha delle capacità di recupero molto molto importanti. Certo, la fase di sviluppo, soprattutto l'età, ma anche i bambini, insomma, sappiamo bene quanto sia importante un'alimentazione bilanciata e corretta. Quindi sì, noi vediamo situazioni di, per esempio, grave iponutrizione, in cui la prima cosa che si vede è che addirittura c'è un rallentamento della crescita, che soprattutto se l'anoressia è in fase molto precoce, quello no, non si recupera più. Ho in mente una giovane donna che poi purtroppo è mancata, che avendo avuto un'anoressia importante da bambina era rimasta piccolina, sembrava proprio una bambina con la pelle da adulta, non so come dire. E poi sicuramente si compromette tutto il sistema ormonale. Quasi tutte le persone... E gli ormoni condizionano l'umore anche. Certo. Quasi tutte le persone che soffrono di un disturbo alimentare, se donne, non hanno il ciclo mestruale. Difficilmente, anzi molto spesso, a ulteriore prova del fatto che il disagio non è il cibo, ma sta qua. Non indico neanche la testa, perché in realtà è un problema più di cuore che di testa, è proprio il fatto che prima molto spesso spariscono le mestruazioni, quindi si interrompe il ciclo mestruale, e poi si evidenzia il disagio con il cibo. E molto spesso accade anche il contrario, quando per esempio alcune persone che seguono un percorso di trattamento e di cura cominciano a stare meglio e quindi ad acquisire un peso
che si avvicina alla norma o addirittura normale, non sempre compare il ciclo mestruale. Perché il ciclo mestruale ha a che vedere anche con tutto il rapporto che il soggetto ha con la sua femminilità. E c'è poco da dire, noi pensiamo, la nostra cultura attuale ci ha insegnato a pensare che qui c'è il corpo e qui c'è la psiche, non è così. Noi nasciamo come corpo e la psiche è il corpo, non so se mi spiego, e a volte quello che noi non riusciamo a pensare a livello di pensiero, cioè a livello mentale, lo pensa il corpo e ci manda dei segnali. È un modo del pensiero però, per esempio un blocco delle mestruazioni è un modo del tuo corpo per dirti che hai un problema con la femminilità, sempre. Quindi sicuramente bisogna stare molto attenti, soprattutto in fase di sviluppo, perché poi c'è un altro discorso, l'anoressia può portare anche a una demineralizzazione delle ossa, quindi sicuramente per esempio non avere il ciclo mestruale peggiora questa situazione, per cui si può andare incontro a tutta una serie di complicanze anche muscoloscheletriche, per cui è fondamentale che nella fase di sviluppo i ragazzini e le ragazzine mangino correttamente. Quanto incidono i fenomeni di bullismo con i disturbi alimentari giovanili o di chi è la responsabilità, e di chi è la responsabilità della scuola? Purtroppo troviamo spessissimo storie di bullismo all'interno, nelle storie pregresse di questi giovani. Le troviamo molto spesso, però ancora una volta farei lo stesso ragionamento che abbiamo fatto per il Covid. Il Covid ci ha fatto stare male tutti. E il lockdown, tutto quello, l'angoscia eccetera eccetera l'abbiamo provata tutti, però alcuni soggetti si sono angosciati ma sono riusciti ad andare avanti, altri si sono ammalati. Allo stesso modo il bullismo è sicuramente, noi lo chiamiamo bullismo ma di solito si tratta di vera e propria violenza, no? Di violenza verbale o addirittura violenza fisica in alcuni casi, e in alcuni soggetti sicuramente risulta doloroso, ma non necessariamente comporta una malattia o una depressione o un disturbo alimentare, cioè hanno gli strumenti per farci fronte. Altri soggetti invece vengono ulteriormente affossati da una situazione di fragilità che c'era già. E quindi, come lei dice, torniamo dopo la pubblicità, un qualcosa che sta dentro che non funziona, perché sostanzialmente tutto parte da dentro di noi. Una fragilità. È una fragilità, quindi la scuola a questo punto non ha una parziale responsabilità. Diciamo che la scuola, noi facciamo attività di prevenzione nelle scuole costantemente, quest'anno abbiamo fatto quasi 10 istituti scolastici superiori e anche le scuole medie, facendo un lavoro molto preciso di prevenzione proprio sul rapporto con l'immagine corporea eccetera. E la scuola però è fondamentale nel vedere. Nel vedere, sì, assolutamente non trascurare né segnalare la problematica, questo esatto. è determinante. Torniamo insieme tra poco, dopo la pubblicità.